Amici di Diretta Sport e Sardegna Sport, un cordiale buongiorno dal Palasport di Via Talete a Cagliari. Sta per iniziare la finalissima femminile categoria Under 16 del 32esimo trofeo Antonio Segni, una partita che vado a presentare in compagnia di Alberto Bolognesi, già voce di Diretta Sport e di Sardegna Sport nel passato. Allora andiamo a parlare subito dei temi di questa partita. Astro e Virtus Cagliari, sostanzialmente due tra i maggiori vivai del basket giovanile femminile in Sardegna, mi pare non si possa dire altrimenti. Sì, si può dire sicuramente che sono due ottime squadre, chiaramente come allena San Salvatore e non chiaramente per anche San Salvatore. Anche San Salvatore esprime un ottimo settore giovanile. Qua ho visto ieri, devo dire, la Virtus e l'Astro hanno dei prospetti veramente interessanti. Iba e Melis da una parte e Triolo e Melis dall'altra esprimono veramente, speriamo, un potenziale anche per le prime squadre. Vedo che hanno una struttura fisica che non hanno niente a che invidiare alle strutture importanti dei settori giovanili in campo italiano. Sono delle ragazze che sicuramente potranno dare ottimi risultati, soprattutto per la società e anche per la Sardegna, visto che attualmente sono impegnate nel trofeo delle regioni e mi risulta che si stiano comportando veramente bene sia la selezione femminile che la selezione maschile. Secondo te realisticamente c'è il margine da una parte in casa Astro di tornare magari in Serie A2 femminile, dall'altra parte invece in casa Virtus di rimanerci in A2 femminile, puntando magari un giorno proprio su queste ragazze che vedremo all'opera oggi? Sicuramente, intanto c'è da sottolineare che è stata una scelta della società, perché l'Astro ha deciso quest'anno di rinunciare alla categoria, ma sicuramente ha degli elementi che potranno riportarla a quei livelli lì. La Virtus con la scelta di Montemurro e con l'inserimento di alcuni pedini importanti penso che non avrà problemi a guadagnarsi una salvezza, e ricordiamo che San Salvatore invece sta lottando per i playoff con una squadra con un organico veramente importante. Allora ci rimane un'altra squadra sarda, purtroppo la retrocessione del CUS Cagliari dal campionato di Serie A1 femminile, se vogliamo una cosa praticamente annunciata, visto che era pressoché impossibile pensare di poter affrontare un campionato del genere con risorse tanto risicate. Anche lì si spera di ripartire dal settore giovanile, tra l'altro anche le ragazze del CUS Cagliari abbiamo visto all'opera nel corso di questi 3 giorni e hanno destato una buona impressione anche loro. Sì, sicuramente hanno destato una buona impressione, perché anche loro dispongono di un ottimo vivaio, e diciamo che la retrocessione, sebbene annunciata, è stata veramente combattuta, quindi un plauso alle ragazze e soprattutto anche all'allenatore che ha saputo ottenere alte le motivazioni, diciamo, con qualche individualità veramente di spicco, tipo la Fralis, che ha dato una dignità assieme alle compagne onorando il campionato fino alla fine, quindi onore e merito al CUS Cagliari che, sebbene è retrocesso a testa alta. Tornando al campionato di Serie A2 femminile, ti chiedo, secondo te quante possibilità di salvezza ha a questo punto la Virtus, che con la sconfitta 2 giorni fa di Bolzano non è più ultima in classifica, dall'altra parte invece quante possibilità di playoff ha il San Salvatore? Allora, diciamo che le possibilità sono tutte e due abbastanza buone. La Virtus secondo me si salva alla grande, mentre il San Salvatore faticherà per entrare per i playoff, perché purtroppo non dipende anche soltanto dai suoi risultati ma anche dalla combinazione di altri risultati. Però diamo un forte in bocca al lupo alle due società che raggiungano veramente le prospettive e gli obiettivi di inizio stagione. Per chiudere, un parere da tecnico, avendo visto già all'opera queste due squadre, secondo te chi va a vincere questa 32esima edizione femminile del torneo Segni? Molto difficili, sono tutte e due squadre che tra le altre cose giocano molto bene, le ho viste ieri e quindi ci sarà l'incertezza, che è la cosa più bella nella pallacanestro, perché non sai mai chi potrà vincere. Grazie mille allora ad Alberto Bolognesi. Allora, con le immagini di Andrea Farris noi per il momento chiudiamo il collegamento e poi ci risentiamo tra pochissimo, pronti a raccontarvi la palla A2 di questa sfida.
Tutto pronto per l'inizio di questa finale femminile del 32esimo trofeo Antonio Segni. Siete nuovamente in diretta dal Palasport di Via Talete a Cagliari. Derbissimo per stabilire la finale, primo e secondo posto tra Astro Cagliari e Virtus Cagliari. Le squadre sono già in campo agli ordini dei signori Martina Spagnoletti e Marco Murru. La partita è iniziata, allora andiamo a dare lettura dei quintetti delle due squadre. Per l'Astro Cagliari va ora a recuperare questo pallone la numero 6, si tratta di Giulia Ibba. Assieme a lei in quintetto ci sono la numero 8 Francesca Loddo, la numero 9 si tratta di Silvia Sklic, la numero 14 Elena Pinna e la numero 32 si tratta di Anna Dessì. Dall'altra parte invece per la Virtus Cagliari ci sono la numero 31, si tratta di Cristiana Marangoni, la numero 21 Ludovica Pilleri, porta palla in questo momento la numero 12 Matilde Melis. Poi completano il quintetto la numero 10 Federica Murru e la numero 15 Carla Pisano. La partita è iniziata, la formazione di casa è in vantaggio sul punteggio di 3-0. Ricordiamo anche per questa partita valgono le regole che insomma vi abbiamo preannunciato ieri: due tempi da 15 minuti con il limite dei falli di squadra portato a 6, quello dei falli personali invece rimane a 5, due sospensioni per tempo. Attacca l'Astro Cagliari intanto con Giulia Ibba dal palleggio, il passaggio in un angolo per la numero 8 Loddo e poi il tentativo di penetrazione da parte di Sklic. Recupera il rimbalzo Anna Dessì che prova a correggere da sotto canestro, non riesce però nel suo intento. Dall'altra parte allora c'è la Virtus Cagliari, prova ad andare via in palleggio la numero 12 Matilde Melis, si torna in punta poi con Federica Murru. Il tiro anche in questo caso è sbagliato, lotta al rimbalzo, l'ultimo tocco è stato di una giocatrice della Virtus Cagliari. Allora si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore dell'Astro, che torna così in zona offensiva. A gestire le operazioni c'è la numero 8 Francesca Loddo, il passaggio in direzione della numero 14 Elena Pinna, poi il taglio dentro, riceve in qualche modo Giulia Ibba, trovata in un angolo con il piazzato comodo ma sbagliato da parte di Francesca Loddo. Allora contropiede dall'altra parte a tutta velocità da parte della Virtus con il canestro mandato a segno, il primo della partita per la formazione virtussina da parte di Matilde Melis. 12 minuti e 50 ancora da giocare nel corso di questo primo tempo. L'Astro Cagliari è in vantaggio sul punteggio di 3-2. Vi ricordiamo che questa è la finalissima per stabilire chi andrà a succedere al Cus Cagliari, che lo scorso anno vinse il trofeo Segni nella categoria femminile battendo in finale la San Paolo di Cagliari. Virtus Cagliari che ha vinto l'ultimo titolo in questo torneo nel 2012. Padrone di casa invece della Astro non vincono il torneo. Diamo uno sguardo alla lista che ci è stata consegnata. Non vincono questo torneo dall'anno di apertura, ovvero il 1989, per cui si tratterebbe insomma di un'affermazione per certi versi storica da parte della formazione di casa, la formazione allenata quest'oggi da Massimo Mezzini, stante l'assenza di coach Carlo Zedda che normalmente allena questa formazione. Intanto seguiamo il contropiede da parte della Virtus, errore con il piazzato dall'angolo da parte di Murru. Allora è già ripartita l'Astro con la numero 9, si tratta di Silvia Sklic, perso il pallone, recuperato dalla Virtus che manda a recapitare a canestro ancora Matilde Melis. Parziale di 6-0 imponente da parte della Virtus Cagliari, che dopo essere finita sotto sul 3-0 ha preso rapidamente il controllo delle operazioni, affidandosi tanto a Matilde Melis. 6-3 il punteggio in favore della Virtus Cagliari, 11:42 al termine del primo tempo. Noi ci andiamo a prendere una piccola pausa. Si torna a giocare. Sklic per l'Astro ha provato a portare il pallone in zona offensiva, è stata però fermata dalla difesa della Virtus che potrà usufruire di una rimessa dal lato in zona
difensiva, anzi invertita ora la rimessa sarà in favore dell'Astro. L'ultimo tocco evidentemente era stato in precedenza da parte della difesa, prova a smarcarci Sklic, prova a ricevere anche la numero 14 Elena Pinna, non riesce però a tenere lì il pallone perso dalla Astro Cagliari. Allora la Virtus lo può recuperare e può andare a proporre un nuovo attacco, ancora con il possesso gestito da Matilde Melis, il taglio dentro, il gioco a due molto ben eseguito tra Melis e Pisano, arriva però l'errore da sottocanestro da parte di Pisano, ci riprova ancora la Virtus, ancora con Pisano, stavolta col piazzato dall'angolo, ancora un errore, parte il contropiede dell'Astro ora che si affida alla numero 8 Loddo, da sotto canestro va a segno Sklic, trovata molto bene in contropiede, e il canestro che riporta l'Astro al -1 sul punteggio di 6-5. Ancora la Virtus dall'altra parte con l'arresto e tiro mandato per aria dalla numero 10 Federica Murru, un altro errore, recupera l'Astro che ora cerca di andare ancora a segno, di trovare punti facili in contropiede. Sklic chiusa da due avversari, sbaglia, rimbalzo d'attacco, però un altro tiro dalla media, ancora un errore per l'Astro, recupera il rimbalzo per la Virtus, la numero 31 Cristiana Marangoni che fa tutto il campo ad altissima velocità, poi cercava lo scarico all'indirizzo di Matilde Melis, capisce tutta la difesa dell'Astro che vola in contropiede dall'altra parte, trovata sotto canestro e appoggia il layup Anna Dessì, canestro che vale il sorpasso della formazione di casa sul 7-6, vantaggio Astro dunque qui al Palasport di Via Talete a Cagliari. In punta c'è libera la numero 31 Marangoni, si torna però dalle parti di Matilde Melis, arresto lo scarico in un angolo con il tiro piazzato mandato per aria da Murru, un altro errore per la formazione allenata da coach Sandro Manca. Qui ci prova Pisano, un errore ma lotta e riesce a toccare a rimbalzo ancora Pisano, ora arresto e tiro ancora da parte di Melis, in questo caso arriva un airball, nulla di fatto per questo attacco della Virtus Cagliari. 9:48 al termine del primo tempo, doppio cambio per coach Sandro Manca, richiamata in panchina la numero 10 Murru e la numero 21 Pilleri. Sul parquet ci sono la numero 26 Marta Muscas e la numero 13, si tratta di Valeria Gallus. Attacca l'Astro qui, pallone perso, propizia il recupero proprio la nuova entrata Marta Muscas, contropiede velocissimo dall'altra parte per Marangoni che però non trova la via del canestro. Allora l'Astro dall'altra parte con lo scarico e poi il passaggio in punta per Sklic, ora Pinna, ancora uno scarico all'indirizzo di Loddo, guarda il canestro Loddo, si prende l'arresto e tiro, sbaglia ma c'è ancora molto bene a rimbalzo, sempre presente la numero 32 Dessì, ancora un errore, Astro che comunque riesce a conquistare un altro extra possesso, il passaggio sotto per Loddo, pescata solissima nel pitturato dalla compagna, canestro che vale il nuovo massimo vantaggio dell'Astro, meglio eguagliato il +3 fatto registrare in avvio di partita. 9-6 ora il punteggio per la formazione di casa. Ricordiamo che questa è sostanzialmente la finale della categoria Under 16 femminile. Astro Cagliari e Virtus Cagliari arrivano a questa partita a punteggio pieno, dunque la vincitrice di questo match andrà ad aggiudicarsi la 32esima edizione del trofeo Antonio Segni nella categoria femminile. Quel passaggio in punta per la Virtus ancora con Matilde Melis, ora il passaggio in un angolo con il tentativo di penetrazione da parte di Muscas, si torna fuori stavolta con Marangoni che non trova però lo spazio per la penetrazione, si affida ancora a Matilde Melis. Qui un altro bel gioco a due, si intendono molto bene Melis e Pisano, Pisano stavolta trova la giusta misura da sotto canestro per realizzare il canestro del nuovo -1 Virtus Cagliari, stavolta sul punteggio di 9-8. Risponde ora dall'altra parte l'Astro Cagliari, qui tentativo di penetrazione da parte della numero 6 Giulia Ibba, fermata fallosamente secondo la coppia arbitrale e dunque rimessa dal fondo in favore dell'Astro Cagliari. Ricordiamo che Astro e Virtus Cagliari assieme al San Salvatore Selargius costituiscono quanto di meglio la Sardegna abbia da offrire dal punto di vista della pallacanestro femminile. Per quanto riguarda la prima squadra, l'Astro Cagliari, come avete sentito insomma nella copertina di presentazione con Alberto Bolognesi, ha deciso di ripartire
dalla Serie B e quindi da una dimensione regionale, è stata eliminata nella semifinale playoff dal Nurvi dopo aver condotto comunque un campionato lusinghiero. La Virtus Cagliari è rimasta in A2 e sta lottando con grande determinazione per cercare di mantenere la categoria con la sconfitta di Bolzano. Infatti le ragazze, ora allenate da coach Gianni Montemurro, non sono più ultime in classifica e sperano quanto mai di conservare insomma la categoria a questo punto. D'altra parte rimane da citare anche il San Salvatore Selargius, che ha preso parte ugualmente a questo torneo. San Salvatore che invece lotta per le posizioni di vertice, lotta per l'8º posto che varrebbe un importantissimo accesso ai playoff. Sconfitta nell'ultimo turno la formazione di coach Fabrizio Staico, ma le chance, anzi è arrivata una vittoria, scusate, in trasferta nell'ultimo turno per le ragazze di coach Fabrizio Staico, che sono tornate a vincere dopo ben 4 mesi lontano dalla Sardegna e ora insomma vogliono dire la loro fino alla fine nelle posizioni che contano, nella lotta ai playoff. È arrivato intanto un altro canestro, l'Astro è sempre avanti di una lunghezza sul punteggio di 11-10, il pallone sporcato e il passaggio in un angolo. 7 minuti al termine di questo primo tempo, mentre attacca ancora l'Astro Cagliari con una rotazione con la disposizione di coach Massimo Mezzini, che è molto limitata rispetto a quella della Virtus, che ha portato qui tantissime giocatrici. È arrivato un errore intanto da parte della formazione ceppina. Coach Sandro Manca provvede a un doppio cambio, esce Matilde Melis, protagonista in questo avvio di partita, esce anche Marangoni. Sul campo ci sono ora la numero 9, si tratta di Eleonora Neri, e c'è anche la numero 24, si tratta invece di Giulia Triolo. Errore da sotto per la Virtus, che ora torna in punta con il tentativo mano sinistra per Valeria Gallus. Il tiro e l'errore da sotto canestro, cambio intanto anche per l'Astro, che ha spedito sul parquet la numero 11 Ilaria Mellino. Ora Sklic dal palleggio prova a prendere il centro dell'area in penetrazione, il tiro però trova solamente il primo ferro. Rimbalzo conquistato dalla Virtus, che ora torna in zona offensiva con il palleggio della numero 24 Giulia Triolo. Si tuffa però sul pallone, riesce a recuperarlo Giulia Ibba. La pressione furiosa sul tentativo di contropiede da parte della Virtus, dell'Astro, scusate, l'Astro che riesce comunque a portare il pallone in zona offensiva. Tentativo da 3 punti da parte di Loddo, che trova però solo il tabellone. Rimbalzo d'attacco, l'ennesimo, ma arriva un altro errore con Sklic dalla media distanza. Virtus Cagliari che recupera il pallone, si porta in zona offensiva per cercare di sorpassare le rivali. Il palleggio della numero 13, si tratta di Valeria Gallus, l'errore, rimbalzo di Pisano, tiro dalla media a segno stavolta da parte della numero 26 Marta Muscas. Canestro che permette dunque alla Virtus Cagliari di mettere la freccia e di sorpassare sul punteggio di 12-11 quando mancano 5 minuti e 20 al termine del primo tempo qui alla palestra di Via Talete a Cagliari. Finalissima, lo ricordiamo, nella categoria femminile del 32esimo trofeo Antonio Segni. In zona offensiva ora c'è la Virtus Cagliari che cerca di allungare il margine di vantaggio, ancora dal palleggio la numero 24 Giulia Triolo, non trova però il tentativo vincente Giulia Triolo. Il pallone perso però dall'Astro, che cercava di ripartire velocemente verso il canestro avversario. Palla persa, time out in campo. A chiamarlo è stato coach Sandro Manca. Riprende il gioco qui al Palasport di Via Talete a Cagliari, il possesso nelle mani della Virtus Cagliari, che si affida alla numero 13, si tratta di Valeria Gallus. Poi il tentativo dal centro dell'area da parte di Giulia Triolo, arriva un altro errore, recupera il rimbalzo l'Astro con Giulia Ibba che cerca il varco per la penetrazione, mano destra, va a segno, canestro sottolineato dall'entusiasmo del foltissimo pubblico qui del Palasport di Via Talete. Contro sorpasso Astro ora sul 13-12, vediamo come risponde la Virtus, che ora attacca con la numero 13, si tratta di Valeria Gallus. Ora il tentativo dall'angolo, tocco a rimbalzo da parte dell'attacco, secondo
la coppia arbitrale, dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore della Astro Cagliari. Ora il palleggio da parte di Mellino che cerca di andare via lo scarico, o meglio il tentativo di scarico in un angolo dove cercava la nuova entrata numero 31 Rachele Frongia, fermata però fallosamente l'iniziativa da parte di Mellino, rimessa dal fondo in favore dell'Astro Cagliari. 3:50 la conclusione di questo primo tempo al Palasport di Via Talete a Cagliari. Altro cambio per coach Manca, esce la numero 9 Eleonora Neri e entra sul parquet la numero 22, si tratta di Chiara Marchi. Il pallone intanto in punta all'indirizzo di Giulia Ibba che gestisce le operazioni in zona offensiva, il taglio dentro con un classico vai e vai con Mellino, ultimo tocco da parte dell'attacco secondo la signora Spagnoletti, dunque rimessa dal fondo in favore della Virtus Cagliari che ora ha portato il pallone in zona offensiva. La compagine di casa è in vantaggio, intanto lo ricordiamo sul punteggio di 13-12, qui piazzato dall'angolo, errore però da parte della numero 24 Giulia Triolo. Ancora in attacco la Virtus, ancora con Giulia Triolo, il pallone che torna in punta per la nuova entrata Chiara Marchi, si va in un angolo poi si torna in punta, ora ci prova con il numero 13 Valeria Gallus, fermata però Valeria Gallus e allora comandata una rimessa dal fondo in favore dell'Astro Cagliari che andrà a rimettere con Mellino questo pallone. Alza la difesa coach Sandro Manca, vuole mettere pressione sulle avversarie, vuole rosicchiare secondi importanti nell'attacco Ceppino. Qui Mellino, lo scarico in un angolo all'indirizzo di Frongia che cerca di prendere il centro dell'area, non ci riesce, allora si appoggia all'indirizzo della numero 14, si tratta di Elena Pinna, poi il pallone che torna in punta, passaggio consegnato ancora per Mellino che si fa però soffiare il pallone, poi contropiede a tutta velocità da parte di Muscas e il canestro da sotto realizzato dalla numero 30, dovrebbe trattarsi di Casu per la Virtus Cagliari. Ora prova a rispondere Lasso, intanto contro sorpasso per la formazione virtusina sul 14-13, 2:30 al termine del primo tempo. Rimessa dal lato per la formazione ceppina, andrà a eseguire proprio Mellino. La finta e poi il ribaltamento di lato eseguito da Mellino all'indirizzo di Frongia, l'errore però da parte di Frongia, allora può partire il contropiede della Virtus Cagliari con la numero 24 Triolo che tiene lì il pallone in punta, poi lo cede in angolo dove c'è Marchi. Si torna sul perimetro con Triolo accoppiata con la numero 8, si tratta di Loddo, l'errore ma extra possesso per la Virtus, un altro errore, un altro rimbalzo d'attacco, qui si finisce a terra a lottare con Muscas, il pallone ora in punta, la numero 34 Michela Conte, anche lei nuova entrata, ha provato ad andare a segno, è arrivato comunque il canestro della Virtus Cagliari dopo un lunghissimo possesso in zona offensiva. Ora più 3, 16-13, un minuto e mezzo per concludere questi primi 15 di gioco al Palasport di Via Talete a Cagliari. Attacca l'Astro Cagliari con Mellino, il pallone sul lato destro con Loddo che cercava lo scarico all'indirizzo di Anna Dessi, arriva però l'intercetto da parte della difesa e allora riparte la Virtus Cagliari con Casu. Ora il pallone all'indirizzo di Marchi, il tentativo di Triolo è un airball, però la stessa Triolo va a lottare sul pallone vagante, non riesce a riconquistarlo, può partire il contropiede dell'Astro con Mellino a tutta velocità, sfida tutta la difesa della Virtus Cagliari, va a segno, voleva anche un fallo Mellino, non viene accontentata però dagli arbitri, accorcia sul -1 l'Astro. 16-15 ora il punteggio, 40 secondi al termine del primo tempo, il tentativo frontale da parte di Triolo, l'errore, riesce solo a toccare a rimbalzo in un primo momento la Virtus che però poi controlla il pallone, passo d'incrocio da parte di Triolo che però sbaglia, allora torna in punta la Virtus con la partenza in palleggio, il tentativo
in corsa, sbagliato anche in questo caso, in qualche modo l'Astro riesce a venirne fuori con Mellino che vuole ragionare, vuole giocare a un possesso, ne mancano ora 15 secondi per chiudere questo primo tempo. Mellino vuole andare giustamente fino in fondo, qui tenta l'iniziativa personale, lo scarico è buono all'indirizzo di De Sì che però non trova la giusta misura, allora c'è spazio forse per un ultimo tentativo della Virtus che però non riesce a imbastire un'ultima azione. Il primo tempo allora al Palasport di Via Talete a Cagliari si conclude con la Virtus avanti di una lunghezza sull'Astro, 16-15 il punteggio. Noi ci risentiamo tra pochissimo pronti a raccontarvi il secondo tempo di questa finalissima femminile del 32esimo trofeo Antonio Segni. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Tutto pronto per l'inizio di questo secondo tempo, ricordiamo finalissima femminile del 32esimo trofeo Antonio Segni in diretta per directasport.it e saleniasport.com dalla palestra CEP di Via Talete a Cagliari. Astro Cagliari e Virtus Cagliari in campo, la formazione virtusina è avanti sul 16-15 dopo i primi 15 minuti di gioco. La formazione che vincerà questa partita ovviamente andrà a succedere al CUS Cagliari nell'albo d'oro del trofeo Segni. Ora il tentativo da sotto canestro da parte di Melis che non trova però il varco giusto per il tiro, allora arriva l'errore dall'angolo con la numero 21 Ludovica Pilleri, errore, si lotta a rimbalzo e l'Astro che potrà rimettere in gioco e riportarsi in zona offensiva con Mellino. Il pallone all'indirizzo della numero 14 Pinna, poi si torna dall'altra parte con Sklic che va in punta da Giulia Ibba. La partenza in palleggio da parte di Ibba, lo scarico ancora per Sklic, toccato però il pallone da dietro e allora può partire il contropiede della Virtus che si affida alla numero 30 Chiara Cau e non Casu, come detto erroneamente in precedenza, proprio Cau che ora va in un angolo da Giulia Triolo, il tentativo, l'errore da sotto da parte di Triolo, allora altro contropiede per l'Astro, stavolta con Mellino che rallenta poi le operazioni, ignorato il taglio di Loddo, l'arresto da parte di Mellino chiusa da due avversari, allora Sklic fa circolare, ora Loddo prova a prendere il centro dell'area, manda a segno il tiro in corsa e canestro che vale il controsorpasso. Astro ora sul 17-16, partita punto a punto fin dall'inizio. Nessuna delle due squadre ha mai avuto più di 3 punti di margine rispetto all'altra. Qui l'iniziativa personale da parte di Triolo, fermata però fallosamente dalla difesa, e Triolo invitata in lunetta con 2 liberi. 13-17 intanto per la conclusione di questa partita, come detto in precedenza vantaggio Astro sul 17-16. In lunetta c'è Giulia Triolo, segna con l'aiuto del tabellone il primo dei 2 liberi a sua disposizione. 2 su 2 per Triolo, invasione però col secondo libero, allora vanificato il suo canestro, si rimane sulla situazione di parità 17-17 qui al Palasport di Via Talete a Cagliari. 13 minuti e 12 secondi al termine della partita, il taglio ignorato da parte di Ibba, ancora Mellino a tenere vivo il palleggio, poi chiude il palleggio Mellino forse un po' troppo presto e allora il recupero della Virtus Cagliari che ora si lancia in contropiede con Murru che torna in punta, poi Cau fa circolare all'indirizzo della numero 12 Matilde Melis che però non può controllare questo pallone, non si aspettava probabilmente il passaggio della compagna, palla persa dalla Virtus e torna in attacco l'Astro allora con Sklic dal palleggio, accoppiata proprio con la numero
10 Murru, poi Iba da sotto, sbaglia Iba, l'ultimo tocco a rimbalzo è stato però di una giocatrice della Virtus, probabilmente proprio di Triolo, e si riprende con una rimessa a favore dell'Astro, che rimane dunque in zona d'attacco. Anche qui pallone fuori misura con il passaggio di Pin all'indirizzo di Loddo, palla persa dall'Astro, un po' di confusione in campo in questo momento, si segna poco nel corso di questo secondo tempo. Prova ora a sbloccare la situazione la Virtus Cagliari, che si affida al palleggio di Cau. Arriva Pisano per il pick and roll, il tentativo di Pisano da sotto canestro, un altro errore appoggiandosi al tabellone. Iba finisce a terra, si lotta sul pallone, lasciano correre i due arbitri, arriva il fischio ora di palla contesa e la freccia che premia l'Astro Cagliari. Astro che potrà dunque tornare in zona offensiva con la rimessa affidata a Giulia Iba. Prova a smarcarsi Mellino, la difesa alta da parte della Virtus, che dopo il possesso decide però di lasciare spazio a Mellino. Sale in punta, passaggio consegnato per Pinna e poi il ribaltamento di lato eseguito all'indirizzo di Loddo. Loddo che prova a battere dal palleggio Pisano, abbassa il braccio Pisano, che si accusa immediatamente del fallo, riceve ora le indicazioni da parte del suo tecnico Sandro Manca. Due liberi intanto per Loddo. Francesca Loddo dell'Astro Cagliari, cambio per la Virtus, esce Cau ed entra con il numero 31 Marangoni. Due liberi intanto per Francesca Loddo dell'Astro Cagliari, primo libero è corto. Si rimane, persiste allora la situazione di parità a quota 17 qui al Palasport di Via Talete a Cagliari. Ancora Loddo che sbaglia, 0 su 2 per lei, rimbalzo conquistato dalla Virtus, che poi torna in zona d'attacco. Il blocco ancora di Pisano all'indirizzo di Melis, il pick and roll tra le due, poi si torna sul perimetro ancora con Matilde Melis, la finta, poi la partenza in palleggio, lo scarico per Pisano che cerca un piazzato dalla media distanza, errore ma extra possesso per la Virtus, ancora con il tiro dall'angolo, stavolta sbagliato da parte di Melis, prova a partire il contropiede dell'Astro, palla già persa però da parte della compagine c'è Pina, dall'altra parte c'è la numero 10 Murru, e poi il tentativo in penetrazione da parte di Pisano, anzi scusate di Melis, errore anche da parte di Melis, si lotta a rimbalzo, ora sì Pisano cerca anche lei il tentativo, sbaglia, strappa via il rimbalzo e va poi a subire il fallo da parte di Loddo. 17 pari, 11 minuti al termine del secondo tempo. In lunetta c'è Pisano che può riportare in avanti la Virtus Cagliari. Sbaglia però anche Pisano dalla lunetta. Carla Pisano avrà un'altra chance a cronometro fermo. Sbagliato anche il secondo libero, lotta a rimbalzo Pilleri, un errore anche per lei. Ora in punta c'è Murru, il tentativo da sotto canestro stavolta va a buon fine da parte di Carla Pisano, canestro del 19-17 più 2 Virtus Cagliari. Qui Mellino chiusa su un lato, arriva però il fallo da parte della difesa. Qui era andata a mettere pressione molto bene la Virtus Cagliari sulla portatrice di palla dell'Astro. Il fallo e poi Iba a condurre le operazioni in zona d'attacco per l'Astro Cagliari. Si va in punta da Sklic che tenta la partenza in palleggio, trova un buon corridoio di penetrazione, subisce il fallo della difesa e anche lei andrà in lunetta con due liberi che potrebbero permettere all'Astro di ristabilire la parità a quota 19. Sbaglia però il primo libero Silvia Sklic, che avrà un'altra occasione ora con il secondo libero.
0-2 anche per Sklic, qui bel rimbalzo conquistato da Pilleri e allora parte il contropiede della Virtus. Qui pensa per un attimo al tiro Melis che poi preferisce andare in penetrazione con la mano sinistra, molto brava qui Matilde Melis a trovare il varco giusto per andare a segno appunto con la mano sinistra. Qui rischia di perdere il pallone Loddo, si lotta sul pallone vagante, anche qualche contatto qui tra le ragazze che non si stanno davvero risparmiando dal punto di vista agonistico. Palla persa poi dall'Astro, allora parte il contropiede della Virtus con Marangoni dal palleggio. Marangoni va in un angolo, poi si torna in punta da Pisano, guarda il canestro Pisano, prende il tiro dalla lunga distanza e lo manda a segno da 3 punti Carla Pisano. È canestro importante perché permette alla Virtus di dare il primo strappo importante a questa partita. Ora le ragazze di coach Sandro Manca sono avanti sul 24-17 più 7 dunque per la Virtus. Prova a rispondere l'Astro che cerca una reazione con la penetrazione da parte di Sklic, anche qui tiro troppo corto. È già ripartita la Virtus con il palleggio da parte di Murru, chiamato lo schema 5 da parte di Murru, l'uscita dei blocchi di Marangoni che poi cerca il varco giusto sulla destra, non lo trova, allora si torna ancora da Murru, si propone Pisano che poi porta il blocco alla compagna. Ora Melis che pesca il taglio di Marangoni, bel passaggio sotto a trovare ancora la numero 15 Pisano, canestro da sotto, 26-17 e allora più 9 Virtus Cagliari qui al Palasport di Via Talete. Cerca di scappare via in maniera definitiva la formazione di coach Sandro Manca che ora recupera un altro pallone con Melis che però non riesce a pescare la compagna. Ha recuperato Iba che va dentro in penetrazione, contatto irregolare. La difesa sanzionata da parte degli arbitri è quella di Pisano, protagonista assoluta in questa fase della partita con una tripla, dunque permesso di dare lo strappo giusto alla Virtus Cagliari. In lunetta Iba che prova a ricucire questo parziale negativo, prova a rinforzare la batteria di lunghe coach Massimo Mezzini che spedisce sul parquet la numero 32 Anna De Sì, è andata a sedersi in panchina invece Silvia Sklic. 1 su 2 scusate per l'Astro dalla lunetta, 26-18 il punteggio, mentre prova ad attaccare ancora la Virtus. Stavolta la partenza in punta è irregolare, infrazione di passi, palla persa dalla compagine virtusina e allora prova la reazione l'Astro con Mellino, il passaggio all'indirizzo di Giulia Iba e poi il tiro dall'angolo mandato a segno, in questo caso da parte di Elena Pinna. E allora reazione da parte dell'Astro con questo mini parziale di 3-0 per cercare di scombinare i piani della Virtus. Ci riesce l'Astro perché arriva un'altra palla persa dalla formazione bianco-blu. Iba a tutta velocità dopo il dietro schiena segna, subisce il fallo e andrà in lunetta con un libero supplementare. Qui davvero una gran bella azione da parte di Giulia Iba. Stiamo assistendo a una fase molto delicata della partita. Lo strappo della Virtus, la reazione pronta però da parte dell'Astro con Iba che qui converte anche il libero supplementare e permette all'Astro di mettere in piedi un parziale aperto che ora è di 6-0, 26-23. Marangoni dall'altra parte per Pilleri, il passaggio dentro all'indirizzo di Gallus che prova a prendere poi la penetrazione, fermata fallosamente. Gallus potrà andare in lunetta con 2 liberi per cercare di fermare l'emorragia in casa Virtus Cagliari. 2 liberi appunto per Gallus, provvede un altro cambio coach Manca, esce Pilleri ed entra con il 26 Marta Muscas nelle fila della compagine virtusina. 2 liberi intanto per Valeria Gallus. Sbagliato però il primo libero da parte di Gallus.
0-2 per Gallus, e allora rimane aperto il parziale dell'Astro, ancora con Ibba a testa bassa, controllata però bene in questo caso da parte della difesa della Virtus. Allora ci prova Mellino, fermata Mellino che si è andata a scontrare tra le maglie della difesa della Virtus. Qui il tiro piazzato è sbagliato in questo caso da parte di Pisano. Ha perso un po' di lucidità la Virtus, che sembrava in controllo delle operazioni sul +9 a un certo punto. Ora sempre vantaggio nell'ordine delle 3 lunghezze per la Virtus, che ora va a recuperare un pallone importante con Murru, lo scarico poi per la partenza in palleggio da parte di Gallus. Difettosa però la partenza della giocatrice in maglia numero 13 della Virtus. Palla persa dunque dalla formazione di coach Sandro Manca, mentre ha già rimesso la Virtus. Ora Sklic, che è tornata sul parquet nel frattempo. Ibba contro 3 avversari addirittura riesce a trovare ora Dessì. Ora si torna da Sklic, che tenta la partenza in palleggio con la mano sinistra, il tiro da sotto però è sbagliato, recupera il rimbalzo Muscas, riesce a servire Murru, la fuga di Murru che si accontenta dell'arresto e tiro, lo sbaglia, rimbalzo solamente toccato però da parte di Pinna, e poi il fischio arbitrale, fallo, vediamo commesso da chi? Commesso dalla Virtus Cagliari, e dunque ci sono liberi perché è stato speso il bonus. Liberi dicevamo da parte per l'Astro Cagliari, con Ibba che potrà andare a ridurre ulteriormente le distanze dalla lunetta. Errore però col primo libero da parte di Giulia Ibba, che ha guidato questa reazione da parte dell'Astro. Controparziale di 6-0 per la formazione di coach Massimo Mezzini. Diventa 7-0 ora con l'1-2 dalla lunetta. 26-24, meno 2 allora per l'Astro. Qui il dai e vai giocato bene, poi il pallone in un angolo per Muscas, che sbaglia però il tiro dall'angolo. Recupera Ibba, fermata fallosamente in questo caso da parte di Pisano, e ci saranno ancora liberi per Ibba, che potrà pareggiare dunque i conti dalla lunetta. Time out in campo, lo ha chiamato coach Mezzini. Due liberi per Ibba, che manda a segno il primo portando l'Astro sul -1, 26-25. 2-2 allora, parità al Palasport di Via Talete, 26-26, 6 minuti al termine di questo secondo tempo tra Virtus Cagliari e Astro Cagliari, finalissima del 32esimo trofeo Antonio Segni. Qui la fuga in contropiede da parte di Pinna, perso però il pallone perché c'è il bel ritorno difensivo da parte di Muscas. Fischio arbitrale avverso però alla Virtus, che dovrà tornare in difesa. Astro che prova allora a sorpassare. Controparziale di 9-0, qui l'errore da sotto da parte di Loddo, che cercava dunque il +2 per l'Astro. Errore, si rimane in perfetta parità, 26-26. Virtus Cagliari che provvede a un cambio, torna Cau, esce Marangoni nelle fila della Virtus. Rimesso in gioco il pallone intanto con lo schema chiamato l'uscita dai blocchi da parte della numero 13 Gallus, e poi il tentativo di penetrazione di Muscas, lo scarico per Pisano, l'errore con il piazzato da parte di Pisano. Ora Loddo tiene lì il pallone, lo affida poi a Ibba, la penetrazione di Ibba, si abbassa il braccio di Gallus, fallo della giocatrice in maglia numero 13 della Virtus, e ci saranno altri due liberi per l'Astro Cagliari, con Ibba che potrà dunque sorpassare. Esce Pisano intanto ed entra con la canotta numero 12 per la Virtus Cagliari Matilde Melis. Primo libero a segno, intanto prosegue questo parziale per l'Astro
parziale ora di 10-0, 27-26 il vantaggio della formazione di casa. Ora il piazzato dall'angolo tentato da Murru, palla persa dall'Astro, però allora si torna dall'altra parte con Muscas, poi Murru fa circolare all'indirizzo di Melis che prova a portare un po' di ordine nell'attacco della Virtus. La partenza in palleggio da parte di Muscas, tentava il taglio Cau che poi torna in possesso del pallone, si va fuori nuovamente da Melis, non trova spazio però per il tiro Melis, allora cerca con coraggio la penetrazione. Gallus va a subire il fallo della difesa e andrà in lunetta con due liberi. Valeria Gallus. 4:42 al termine del secondo tempo qui al Palasport di Via Talete. Primo libero a segno per Valeria Gallus che impatta dunque nuovamente a quota 27, 2/2 nuovamente. Allora vantaggio per la Virtus, 28-27. Mellino ha ceduto all'indirizzo di Ibba, poi il passaggio di ritorno ancora per Mellino, esce fuori molto bene dalla press l'Astro Cagliari, azione quasi da manuale per la formazione ceppina che dunque ora torna avanti sul 29-28. Ora Gallus ancora in punta, accoppiata con Loddo, va dalle parti di Murru, ferma il palleggio Murru, ora Melis guarda il canestro, ci pensa un attimo, poi va per il tiro dalla media distanza, c'è l'errore, si lotta a terra sul pallone vagante, Mellino prova a venirne fuori in palleggio, qui è chiusa Mellino, riesce comunque a districarsi bene con il passaggio lungo all'indirizzo di Ibba, penetrazione di Ibba fermata dal fallo di Gallus, altro viaggio in lunetta per Ibba con l'Astro che è in vantaggio di una lunghezza sul 29-28 a 3:50 dal termine del secondo tempo. Cambio ancora per coach Sandro Manca. Sul parquet c'è la numero 24 Giulia Triolo che torna così in partita. Errore intanto col primo libero da parte di Ibba. Segna invece il secondo Ibba, allora è +2 Astro, ora 30-28. Stiamo entrando nelle fasi caldissime di questa finale. Primo secondo posto nel femminile del 32esimo trofeo Antonio Segni. Qui la fuga in contropiede da parte di Scliccio, fermata Scliccio, si torna in punta da Mellino. Ora Mellino vuole ragionare, Mellino cerca l'iniziativa in palleggio, iniziativa personale, qui probabilmente a detta degli arbitri usa troppo le braccia. Marta Muscas, fallo su Mellino che potrà andare in lunetta dunque con due liberi. Il primo è a segno da parte di Mellino. Due su 2 per Mellino, +4 Astro, 32-28, davvero imponente il parziale messo in piedi dalla formazione di coach Massimo Mezzini, che si era ritrovata sotto sul punteggio di 26-17 a un certo punto del secondo tempo. Importante reazione poi, e ora sono avanti sul 32-28 le ragazze in canotta giallonera. Altro cambio per la Virtus che fa ruotare tanto le sue giocatrici, torna sul parquet Pisano, è uscita con il 30 Cau. Tanto il pallone all'indirizzo di Mellino, sporcata la linea di passaggio da parte della numero 10 Murru, è rimessa ancora in gioco per l'Astro. Mellino serve Scliccio, ora Scliccio fermata, allora si torna da Mellino che prova a dirigere le operazioni, qui con qualche difficoltà Scliccio riesce a venirne fuori, poi prende il tiro dalla media distanza, sbaglia qui Mellino, si lotta a rimbalzo con Dessì che va a contendere questo pallone, ha ragione lei perché riesce a guadagnare una rimessa da fondo campo. Il pallone in punta all'indirizzo di Scliccio, ora ancora Mellino contro la difesa di Murru. Mellino dal palleggio si avvantaggia del blocco portatole da Ibba che poi taglia verso il canestro
Qui l'ultimo tocco è stato proprio di Ibba e dunque rimessa dal fondo per la Virtus Cagliari. 2:38 al termine della partita, più 4 ancora per la formazione ceppina. 32-28 il punteggio, il lavoro sul blocco da parte di Murru, che poi prende il tiro dalla media distanza e lo manda a segno, permettendo alla Virtus di accorciare sul -2, 32-30, 2:20 allora per chiudere questa finalissima femminile del 32esimo trofeo Antonio Segni. Si propone Sklic sul perimetro, non riceve, attaccata Ibba da due avversari e qui abbassa ancora le mani a cercare il pallone Muscas e viene fermato dal fischio arbitrale. Ancora Ibba in lunetta e ancora l'occasione per l'Astro di ripristinare il più 4. Primo libero a segno, 33-30. Due su 2 per Ibba, 34-30, 2 minuti. Il palleggio di Murru, il blocco di Pisano che vuole ricevere in punta, pesca molto bene il taglio lungo la linea di fondo da parte di Triolo, costretta però Triolo allo scarico, allora si torna da Murru, un altro tiro dalla media, stavolta è sbagliato, bel rimbalzo di Triolo e poi cerca di correggere da sotto ma sbaglia il passaggio una prima volta, non una seconda dopo aver riconquistato il pallone. Ora linea di fondo da parte di Matilde Melis, fermata fallosamente dalla difesa dell'Astro e dunque 2 liberi anche per Melis. Ha bisogno di punti ora la Virtus, mancano 1 minuto e 38 secondi al termine del secondo tempo. 2 liberi per Matilde Melis, -2 Virtus, -4 Virtus, 30-34. Primo libero a segno, ora 31-34. Altra occasione a cronometro fermo per Matilde Melis. Viene fatta correggere la posizione delle giocatrici, sono pronte a saltare. 2 su 2 importante allora per la Virtus con Melis, riesce ad accorciare sul -2 la Virtus. Ora Sklic rischia l'infrazione di campo, si lamenta e non poco coach Sandro Manca, voleva l'infrazione di campo, non è così secondo il signor Murru che ha lasciato correre. Allora Mellino insiste nel palleggio, Mellino si ferma ora contro 2 avversari, riesce a recuperare Pisano e allora reazione da parte della Virtus. Ora si torna da Matilde Melis che cerca il varco per la penetrazione. Triolo, la finta di Triolo, prende il tiro piazzato e sbagliato, rimbalzo di Pisano, fermata dal fallo di Ibba e allora potrà andare in lunetta Pisano con 2 liberi che potrebbero valere la parità a 1 minuto dal termine. 34-32 il punteggio, -2 Virtus, partita molto intensa, molto accesa, appassionante e degna finale. Questo 32esimo trofeo Antonio Segni che non ha mancato di fornire spunti molto interessanti sia nel maschile che nel femminile. Primo libero a segno per Pisano e allora -1 Virtus, 33-34 ancora Pisano e dentro anche il secondo e parità allora a quota 34 quando manca 1 minuto al termine. Qui il pallone che Muscas riesce a deviare sul palleggio da parte di Loddo, rimessa dal lato per l'Astro che rimette dunque con Loddo ancora all'indirizzo di Mellino. Mellino accoppiata con Murru, sale Ibba per il passaggio, riceve Ibba accoppiata con Triolo, cerca di andare dentro con la penetrazione, fallo da parte della difesa e 2 liberi anche per Ibba. Si va a decidere dunque dalla lunetta questa partita ora a 45 secondi dal termine. Ibba avrà l'occasione di riportare avanti l'Astro Cagliari con 2 liberi. Quinto fallo intanto da parte di Pisano. E torna in campo con il 21 Ludovica Pilleri per la Virtus Cagliari. Segna il primo libero Ibba
2 su 2 per Ibba, 36-34, nuovo più 2 Astro. Prova a rispondere allora la Virtus, 40 secondi al termine, Murru dal palleggio, fuori per la numero 12 Matilde Melis che trova Triolo. Triolo si accontenta del tiro dalla media, lo sbaglia, rimbalzo importante da parte di Mellino che poi parte in palleggio a sfidare la difesa della Virtus, perde però il pallone Mellino, lo recupera la Virtus, ora linea di fondo da parte della numero 21 Pilleri, infrazione di passi però da parte di Pilleri, 36-34 il vantaggio dell'Astro Cagliari che avrà 18 secondi poi per il proprio attacco, ricorrerà molto probabilmente al fallo sistematico la Virtus dopo questo time out chiamato da coach Sandro Manca. Ultimi 18 secondi di questa finale, primo secondo posto del 32esimo trofeo Antonio Segni, qui Ibba fermata con il fallo, 15 secondi ancora da giocare, fallo su Ibba, non è probabilmente un grosso affare per la Virtus Cagliari visto che Ibba ha segnato con buona continuità dalla lunetta nel corso di questa partita. Ibba può sostanzialmente andare a chiudere i giochi dalla lunetta, segna il primo tiro a cronometro fermo portando l'Astro allora sul più 3, 34-37, sbaglia invece il secondo e allora 13 secondi per la Virtus che cercherà probabilmente una conclusione dalla lunga distanza, non è così, si va sotto canestro, infrazione di passi allora anche da parte di Muscas, 6 secondi al termine, più 3 Astro e allora probabilmente terminano qui le speranze della Virtus e così non va a commettere nemmeno fallo la formazione di coach Sandro Manca e allora dopo tanti anni l'Astro Cagliari riesce finalmente a far suo il trofeo Antonio Segni, un successo che mancava da tempo immemore per la compagine ceppina che va a togliersi questa importante soddisfazione, un premio a tutto il settore giovanile dell'Astro Cagliari che sta lavorando e proponendo sempre tante giovani anche a livello senior, una prima squadra che si è ben comportata quest'anno nel campionato di Serie B. Ora l'urlo delle ragazze dell'Astro, dopo di che andremo a sentire qualche protagonista. Lasciamo giustamente coach Massimo Mezzini all'urlo celebrativo dopo questa bella e meritata vittoria, dopodiché andremo a sentire magari Giulia Ibba che è stata molto importante per il successo dell'Astro nel corso di questa partita. Giulia, fermati un attimo ai nostri microfoni per commentare questa vittoria al trofeo Segni, siamo in diretta. Allora, sei stata importante nel finale, hai tenuto i nervi saldi, era difficile insomma segnare con questa continuità dalla lunetta perché ti mandavano spesso e volentieri in lunetta, la tua mano però non ha mai tremato. Grazie, sì, è stato veramente difficile perché comunque sono stata pressata per tutta la partita, ma comunque è stato merito anche delle mie compagne di squadra e abbiamo vinto anche grazie a loro e grazie alla nostra tenacia. Tanta gioia immagino perché non vincevate questo torneo da tanti anni, per la società è importante insomma che ci siate riuscite proprio voi, proprio le ragazze della vostra annata, insomma adesso volete proporre magari un domani anche in prima squadra? Sì, io sto giocando adesso in Serie B, purtroppo abbiamo perso la partita per salire in prima squadra, ma comunque speriamo di farcela con questa squadra, ce la stiamo mettendo davvero tutta. C'è qualche ringraziamento che vuoi fare, qualche tua compagna, magari un tuo allenatore, qualcuno che vuoi citare in questo momento? Vabbè, ringrazio Carlo Zedda perché il nostro allenatore mi ha tenuto per tutto quest'anno facendomi allenare anche in Serie B e anche tutte le mie compagne di squadra che mi hanno supportato, anche la squadra della Serie B che mi ha fatto crescere quest'anno veramente tanto, e anche alla mia famiglia perché mi aiuta sempre e mi incoraggia sempre. Grazie mille Giulia, allora ti lasciamo andare a festeggiare con le tue compagne, c'è tanta delusione in casa Virtus Cagliari, qualche ragazza piange, come comprensibile insomma,
succede in questi casi, quando ci sono delle finali di questo livello. Allora direi che è tutto per questa diretta dal Palasport di via Talete. Noi torneremo poi in diretta questo pomeriggio per raccontarvi le finali del maschile. Vi ricordo che l'Astro Cagliari si è aggiudicata la 32esima edizione al femminile del trofeo Antonio Segni. Io ringrazio Andrea Farris che ha curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa partita e vi do appuntamento a questo pomeriggio. Ancora tanto basket giovanile sugli schermi di directasport.it e sardegnasport.com. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei